Un pullman carico di prodotti alimentari, indumenti e medicine è partito da Montevago, in provincia di Agrigento, in direzione della Polonia, tornando con a bordo di 45 persone ucraine in fuga dalla guerra. Donne e bambini saranno quindi ospitati nel piccolo centro bellicino, dove diversi cittadini hanno messo a disposizione le loro case. L'iniziativa Un cuore per l'Ucraina è promossa dal Comune di Montevago in collaborazione con l'associazione di volontariato A Cuore Aperto, che si farà carico delle spese per il viaggio dei profughi, per l'acquisto di medicine e altre associazioni del territorio. Il punto di riferimento per le azioni di identificazione tramite le autorità ucraine è il parroco polacco Sebastian Kondoir, per diversi anni cappellano ospedaliero al Policlinico Tor Vergata di Roma. Nei locali della biblioteca comunale il sindaco ha fatto il punto sulla situazione con la giunta e le associazioni coinvolte nell'iniziativa. L'iniziativa è nata dal vedere la tanta sofferenza che dalla Polonia arriva. L'associazione A Cuore Aperto si è subito mobilitata avendo la possibilità di avere sul territorio informazioni dirette per capire se era possibile consentire lo spostamento di un gruppo di persone per una zona più serena lontano dalla guerra. Il Comune di Montevago ha raccolto immediatamente questo tipo di invito e abbiamo lanciato un appello ai nostri concittadini a che mettessero a disposizione degli appartamenti liberi, arredati possibilmente, e devo dire la generosità non si è fatta attendere. Ad oggi abbiamo 8 appartamenti disponibili di altrettante famiglie che ce li offrono gratuitamente, mentre il Comune inizialmente aveva detto che era disponibile anche a pagare un affitto, ma ce le hanno date gratuitamente. Ancora una volta lancio l'appello: se ci fosse qualche altra famiglia che si vuole unire è ben accolta, anche perché non sappiamo poi questi ucraini che arriveranno come sono organizzati e come sono disposti, diciamo. Noi pagheremo ovviamente le bollette, mi sembra il minimo, e faremo trovare a questi ucraini un'accoglienza che deve avere il sapore della famiglia, il sapore della solidarietà, il sapore dell'affetto e del calore. Ho parlato col prefetto, ho delineato come si svolgerà questa accoglienza, e ovviamente abbiamo concordato le tappe che devono esserci, dalla quarantena dei 5 giorni che dovranno fare questi ospiti, alla comunicazione sia all'ASP che alla questura, per poi avere tutta la documentazione dall'STP a tutto il resto per poter essere in regola ed essere, esserci quel tracciamento che serve per avere tutto in regola. Intanto in queste settimane precedenti a oggi abbiamo fatto molte attività che riguardano appunto la guerra, come si sentono i ragazzini, le cause della guerra, e poi sensibilizzare i miei alunni appunto nell'essere solidari di fronte al bisogno della guerra e di questi bambini e della tragicità che stanno vivendo. Poi per quanto riguarda l'accoglienza, io sono portavoce di mia suocera, che sarebbe la signora Anna Ganci, che ha vissuto attraverso la TV, ha rivissuto quella che è la tragedia, il dramma di scappare, e quindi ha sentito forte il bisogno di accogliere queste mamme, perché lei, quando durante il terremoto era incinta di mio marito, era incinta di mia cognata, e quindi sentiva l'esigenza di mettere a sicuro mio marito, che aveva appena 3 anni, e la figlia che portava in grembo. Quindi è molto a questo suo appello, l'appello che ha fatto la sindaca all'amministrazione, in maniera proprio col cuore, lei l'ha accolto e ha messo a disposizione il suo appartamento.